Grande pezzo per cominciare, qui davanti a me c'è Ciro Rigione. Ottima vettura, diciamo. Sì, ma che faccio? Sei dimagritissimo, veramente, ti trovo proprio scavato. Allora, tu sei sincero o bugiardo? Vabbè, le bugie a volte servono nei momenti giusti, voglio dire. Sì, del tipo? Ecco. Qual è un momento giusto per dire una bugia? Quando magari ci si deve nascondere alla propria donna, diciamo. Sì, ecco, che sei stato con l'amante. Certo, voglio dire. Ecco, perché tu ce l'hai l'amante? No. Non ce l'hai. Senti, c'è una tua canzone che mi piace da sempre, che si chiama A prima volta. Ok? Tu in questa canzone dici, guarda, io aspetterei anche 20 anni per averti. Sì. Allora io mi chiedo, come aspetteresti questi 20 anni? Guardandoti tutti i film di Moana Pozzi o scrivendo delle canzoni che possano convincerla a decidersi prima? Ma penso che sia la seconda possibilità, voglio dire la seconda. Tu non guardi i film di Moana Pozzi? Non hai mai visto un film con Moana Pozzi? Sì. Sì. Io l'amavo proprio, Moana Pozzi. Anche io l'amavo, sì. Sì, una donna che mi affascinava tantissimo. Ho avuto il piacere di conoscere la sorella, Baby Pozzi. Diciamo. Quindi, insomma, in questa attesa... Ah, tu conosci Baby Pozzi? Sì. Alla faccia, tu vai sempre oltre. Ma dico, quindi in questa attesa di 20 anni, nessun film di Moana Pozzi. No, scriveresti canzoni? Non durerebbe neanche 20 secondi, voglio dire, poi l'attesa, diciamo. Ok, diventiamo porno. No, non siamo porno. Allora, insistiamo su Moana Pozzi e ti faccio ascoltare che cosa Moana diceva della libertà. Ascolta. E poi qualcuno pretenderebbe anche che vivessimo senza piacere, perché il piacere è male, è proibito, è scandaloso. E se non la pensiamo così ci dicono che siamo amorali. Ma non è vero, perché la sessualità è uno dei doni più belli della nostra vita ed è anche una nostra libertà. Non lasciamo che ce la portino via minacciandoci punizioni o castighi eterni. Dobbiamo cercare di vivere in libertà. Ecco, qui arriva il domandone. Certo. La libertà è vivere fuori o dentro le regole? Ma io penso che di tanto in tanto è pure bello stare fuori dalle regole. Quindi la libertà per te è vivere fuori dalle regole? Sì. Di tanto in tanto. Ti puoi anche rimangiare questa risposta se non sei convinto. No, sono convintissimo. Sei convintissimo. Senti, ci sono dei modi molto sinceri di dire le cose, no? Anche gli uomini alle donne o le donne agli uomini. Sì. Ti faccio guardare lo spezzone di un film, secondo me bellissimo, che si chiama Wolf, e nella scena vedrai Jack Nicholson e Michelle Pfeiffer. Guarda. Sai, credo di aver capito adesso il modo in cui sei fatta. Sei molto bella e pensi che gli uomini si interessino a te solo per il fatto che sei molto bella. Ma tu vorresti che gli uomini si interessassero a te per quello che sei. Il problema è che al di là di tutta questa bellezza tu non sei molto interessante. Sei maleducata, indisponente, sei scontrosa, sei introversa. Lo so, vuoi qualcuno che non si fermi alle apparenze, che guardi l'essere umano che c'è sotto. Ma l'unico motivo per cui dovrebbe scomodarsi a fare una cosa del genere è perché tu sei molto bella. È ironico, vero? Bene o male il tuo problema sei tu. Perfetto. Adesso io ti do la possibilità di fare Jack Nicholson. Jack Nicholson, io mi prendo la possibilità di fare Michelle Pfeiffer. Questo è il testo che hai appena ascoltato, è una versione chiaramente ridotta. Molto ridotta. Guardando nella tua telecamera, adesso ci dai questa grande prova d'attore. Prego, Ciro Rigione. Sai, credo di aver capito adesso il modo in cui sei fatta. Sei molto bella e pensi che gli uomini si interessano a te solo perché sei molto bella. Il problema è che al di là della tua il problema è che al di là di tutta questa bellezza tu non sei molto interessante. Sei maleducata, indisponente, sei scontrosa. Bene o male, il tuo problema sei tu. Questa è la Pfeiffer che muore, ecco, che la faccio io. Senti, parliamo di Sanremo, ok? C'è un'unica possibilità. Chi ci va a Sanremo, tu o tua figlia? Vabbè, penso che per mia figlia ci sta ancora tempo, ci vado io. No? Guarda come lo dice convinto, certo, cioè nella serie figlia mia, aspetta, certo, è molto giovane, voglio dire, magari. Senti, un momento importante, ti amo in napoletano, come si dice, come diventa? Ti amo in napoletano, si dice sia vita mia, per esempio, questo racchiude un pochettino tutto quello che era. È bella questa cosa. Certo. Rifacciamola perché vorrei che tu la dicessi nello schermo in primo piano. Ti amo in napoletano diventa...
sia la vita mia. Perfetto, perfetto. Barbara D'Urso, le faccine, siamo quasi in chiusura. Per fare la televisione bisogna saper fare le facce. Ti faccio vedere un filmato dove c'è l'icona televisiva di tutte le facce televisive. Barbara D'Urso, guarda questa clip. E invece quelli belli come noi, che sono tanti, a cantarla tutto il giorno vanno avanti, e quasi tutti quanti diventano cantanti. E tu che sei stonato come un'oca che fa qua qua, tu non dovresti cantare qui, e invece sì. In questo caso c'è un repertorio di facce infinite. Sì. Adesso ti metti tu alla prova. Io ti propongo 3 situazioni e per ogni situazione tu mi fai la faccia. Cominciamo. Vendi 2 milioni di dischi, che faccia fai? È la faccia più bella che tu abbia mai fatto. Allora, vai ad un incontro al buio e ti aspetta la tua migliore amica, che faccia fai? È uguale a quella di prima? No. No, è uguale, te lo dico io, è uguale. Sì. Rifacciamola. Allora, vai ad un incontro al buio e ti aspetta la tua migliore amica, che faccia fai? Questa già è meglio. L'ultima, ti chiama la Jazz Line, che faccia fai? Perfetto. Questa faccia qua non la sbaglia nessuno. Ho detto pure... No, ma ho sentito. Allora, siamo in chiusura. C'è un famoso film, se ti ricordi, sì. Sono fotogenico. Certo. Certo. Allora, sempre uguale. La parte della trasmissione è dedicata a chi legge, ai colti che si chiedono sempre ma chi sono, dove sono, che faccio, dove vado. Allora ti chiedo, chi sei? Ma io a questo punto mi ritengo ancora uno che ha tanta voglia di continuare ad andare avanti e di sperare che poi un giorno gli esami, quando arriva ai cosiddetti esami, si sente soddisfatto di quello che ha fatto. Dove sei? Adesso sono ancora racchiuso nella mia infanzia, sai, perché certe cose ti portano a quello che facciamo ancora oggi è ancora essere infantili, ragazzino, perché certe cose poi... sei un bimbo, insomma, sei come sì, Chip. Ecco, come Chip. Ti presento Chip. Senti, tu vuoi davvero quello che hai e quello che fai? Beh, ci sono momenti che nella vita nessuno si sente soddisfatto di quello che fa e di quello che ha. Mi hai dato delle risposte da autore in questo caso, veramente bravo. Senti, parti finale, hai un disco in uscita, serate che fai, eventi? Sì, sto preparando il mio nuovo disco che uscirà tra qualche mese. Serate, vabbè, ci sarà... Abbiamo chiuso adesso la stagione 2010, quindi si parte per il 2011. Quindi ti aspetta. Ci auguriamo una buona estate, diciamo così. Allora, grazie a Ciro Rigione, cari telespettatori, non finisce, continua.